Buongiorno, siamo a Varese in via Crispi dove, come potete vedere nelle immagini, i marciapiedi non sono ancora stati puliti, ormai a distanza di alcuni giorni dalla nevicata che ha imbiancato la città. Stesso problema anche poco più avanti all'incrocio con via Morandi, dove davanti al semaforo si trovano ancora lunghe lastre di ghiaccio. Stesso problema anche qua sulla rampetta di Piazza Repubblica, dove tra l'altro oggi è allestito il mercato. Va detto però che nei dintorni della piazza la neve è stata spalata. Tra le zone segnalate c'è anche via Gradisca, dove appunto non arriva il sole e il marciapiede è rimasto ancora coperto da uno strato di neve ghiacciata. E infine l'ultima segnalazione, almeno per il momento, arriva dal parcheggio a pagamento che si trova in via Tamagno. Qui l'intera area è completamente ricoperta da ghiaccio, come si può vedere appunto nelle immagini.